Sì, buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna su Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Eccomi qua in prima fila, sono prontissimo e saluto Bentornato. tutti quanti voi. Bentornato. Oggi c'è un Bamba, diciamo, a un collega da un punto di vista tecnico, perché si tratta di un giornalista, anche se, come dire, non ha fatto Eh, solo il giornalista, via, ma comunque ti lascio la parola. no, devo dire che la persona alla quale stamane attribuiremo il premio Bamba è un giornalista non qualunque, perché è un bravo giornalista, devo dirlo con onestà, Certo. anche se è sempre stato comunista. Diciamo che la bravura di un giornalista non si misura su basi ideologiche, ma diciamo per quello che scrive, soprattutto per come lo scrive. E in effetti Michele Sera io l'ho sempre stimato, ma questa volta addirittura mi ha fatto ridere, perché mi è venuto in mente di organizzare una grande manifestazione e pare che già abbia ottenuto delle adesioni per protestare, non si capisce bene contro chi e contro che cosa. Naturalmente ci ha messo dentro il presidente americano, no? Il grande cattivo. Sì, il grande cattivo, che insomma è arrogante, vuol fare il dittatore del mondo, sono tutte sciocchezze, perché se diciamo ci sono state delle dittature nel mondo o sono state strafasciste oppure sono state stracomuniste, e c'è da dire che il comunismo è durato molto di più anche del fascismo e del nazismo, ma questo è un particolare che ci interessa poco, ma soprattutto non interessa a Michele Serra, che continua a prendersela con gente che assomiglia a quelli a cui lui fa riferimento nella sua storia, nella sua vita, ossia contro quelli che hanno sempre mantenuto in piedi la democrazia. E gli americani mi pare che non è che si può dire tutto di loro, ma non che non siano democratici. E poi contro tutti coloro che anche in Italia e in altri luoghi insistono nel dire che questa guerra deve finire perché sia come sia Zelensky è più debole di tutti, non ha argomenti, ha solo qualche terra che può mettere sul piatto per pareggiare i conti con l'America, che gli ha prestato, anzi regalato una montagna di dollari. Insomma, è questo il suo atteggiamento di andare contro chi ha sganciato i soldi, mi sembra addirittura grottesco. Indubbiamente. Un altro aspetto grottesco, no, è che la piazza convocata da Serra tramite editoriale su Repubblica si dovrebbe intitolare Una piazza per l'Europa, no? E sostanzialmente difenderebbe il ruolo dell'Unione Europea, anzi chiederebbe ancora più Unione Europea. Ma è un caso, come dire, di testardaggine compulsiva, perché non mi sembra che se siamo arrivati a questo punto l'Unione Europea abbia dato grande prova di sé, ecco. Anch'io non ho questa sensazione, anzi molti dei nostri guai derivano proprio dalle decisioni assunte a Bruxelles. Parliamo per esempio del fallimento dell'automobile, che è una industria era l'industria più importante e oggi è ridotta alle macerie in pratica, perché l'auto elettrica costa troppo, nessuno la vuole, è scomoda, e le altre auto non si fanno neanche più, e quindi stiamo andando veramente alla deriva. E in sostanza l'Europa ci danneggia con la sua politica verde, ci ha danneggiato a cominciare dall'euro, insomma, se vogliamo essere proprio sinceri fino in fondo. Quindi tutto questo amore per l'Europa io non ce l'avrei, anzi ce l'avrei se fosse un'Europa seria, cosa che non è. E fare una manifestazione di questo tipo mi sembra, in appoggio all'Europa, mi sembra veramente comico. Dovrebbe Serra dare un'occhiata un po' ai conti, ma si vede che lui non è abituato a fare i conti, perché i comunisti non spendono mai i loro soldi, ma quelli degli altri. Sì, son molto bravi in quello. Tra l'altro volevo chiederti, ma come mai secondo te, perché è un po' una costante, no, gli ex comunisti o quelli che vengono da quella tradizione culturale hanno eretto l'Unione Europea, no, a Moloch incontestabile, cioè perché questo innamoramento acritico?
Sì, perché loro seguono, diciamo, l'onda, più che altro. Adesso che non sono più comunisti organici, seguono le mode più strampalate, come per esempio il politicamente corretto, è una moda, no? È Certo. una storpiatura della lingua italiana, eppure a loro piace da morire. Ai comunisti piacciono tutte le cose che non piacciono a noi. Sì, questo è un termometro infallibile, diciamo. E volevo sottoporti un altro elemento del ragionamento di Serra che mi ha colpito. Lui dice: troviamoci in piazza senza nessuna bandiera di appartenenza, solo quello europeo. Ma non è proprio quello europea, ma non è proprio questo il vulnus del progetto, senza nessuna bandiera di appartenenza, vuol dire, come diti, fare piazza pulita delle varie storie, delle varie nazioni, delle varie culture, in nome di questo organismo super burocratico. Non è questo l'elemento negativo in realtà del progetto europeo? Sì, è diciamo l'elemento più stolto, perché dobbiamo anche sapere che quando si va in piazza, no? Tantissimi, e poi non si ottiene niente. Cosa vuoi ottenere andare in piazza? Poi respirare un po' di aria buona, è finita lì. Io non ho mai visto una manifestazione di piazza che si sia conclusa con l'ottenimento degli scopi che si era prefissi. Quindi è anche addirittura ridicola la proposta di Serra. Mi stupisco che un uomo intelligente come lui adesso si dedichi all'organizzazione di manifestazioni di sapore ex comunista. Certo. Tra l'altro una cosa invece che, se vuoi, anche un aspetto ironico, oggi lui rilancia, no, con un altro editoriale su Repubblica, e parlando degli Stati Uniti di Trump usa il termine plutocrazia, che era un classico della retorica fascista, no? Le plutocrazie. È verissimo, l'ho notato anch'io, ed è un linguaggio non solo antiquato, ma che fa riferimento evidentemente a quel periodo. Quindi si vede che gli è rimasto qualcosa nel cuore. Sì, c'è questa coincidenza degli opposti a volte, no? Quasi sempre contro la libertà, tra l'altro. Sì, la libertà guai, hai ragione. Senti, ma tu prevedi un successo di questa manifestazione o in realtà è una cosa della bolla per cui si parlano addosso tra di loro? Sì, io credo che sia una manifestazione ristretta a quelli che la pensano come Serra. Ci sono, no? Sono quegli intellettualini o finti tali che vogliono darsi delle arie, che vogliono, diciamo così, assumere degli atteggiamenti che siano diversi da quelli ufficiali. In sostanza siamo sempre di fronte a un 68 tardivo. Sì, e non ne escono più, diciamo, no, è una sindrome generazionale, se vuoi. Sì, è verissimo, è così, caro. Senti, mi viene da dire che di fronte a tutta questa retorica, forse per, come dire, come antidoto ai vari Serra, c'è una famosa frase di Kissinger, un po' cruda sull'Europa, ma che forse non infondata, che diceva: l'Europa è un gigante economico, un nano politico e un verme militare. Ti sembra ancora così? Beh, diciamo che la fotografia non è sbagliata, perché dal punto di vista militare non abbiamo mai fatto niente, non siamo in grado, perché ogni paese ha la sua testa, ha il suo modo di parlare. Non c'è stata fusione in sostanza in questa Europa, c'è una fusione di tipo burocratico, ma niente più, e quindi purtroppo siamo ancora all'Europa di 50 anni fa dal punto di vista sostanziale. Solo che purtroppo dal punto di vista burocratico invece ci lega le mani e i piedi, questo naturalmente non fa il bene del continente. No, e direi che chiedere più euroburocrazia, no? Non so come sia possibile chiederne di più mentre stanno saltando, no, intere filiere produttive, appunto tu ricordavi l'automobile. Infatti, sì, è così. È un caso di masochismo. Non c'è niente da fare, ormai comandano loro, questa è la verità. Questo è il punto. Possiamo chiudere con una certezza, diciamo, noi non saremo in piazza con Michele Serra per l'Europa, ecco, questo. No, assolutamente, io andrò al bar basso. Beh, magari ci vediamo lì allora, magari ci vediamo e ci beviamo una cosa. Benissimo, molto volentieri. Grazie, Ringrazio tutti. a presto, buona giornata. A presto.